TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Un'ordinanza del comando della Polizia Locale di Venezia dispone la chiusura temporanea alla circolazione veicolare pedonale in via Lito Marino. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un sopralluogo di Veritas SPA, dal quale è risultato uno strato di pericolo per l'incolumità per la presenza di voragini e vuoti sotto il manto stradale nel tratto compreso tra l'intersezione con via Ponte Alto e via Cazzorzi, per una lunghezza di 20 metri. Fino alla messa in sicurezza dell'area è disposto il divieto di transito veicolare e pedonale in via Lito Marino nel tratto compreso tra l'intersezione con via Ponte Alto e via Cazzorzi. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate alle intersezioni con via Ponte Alto, via Cazzorzi e via Paliaga. Parliamo ora di sport. Questa mattina una delegazione del Venezia Football Club si è recata presso la Basilica di Superga per rendere omaggio al Grande Torino, nel ricordo della tragedia del 4 maggio 1949, deponendo una corona di fiori e una sciarpa del club ai piedi della lapide commemorativa. Un gesto semplice ma sentito, per ricordare con commozione una delle pagine più dolorose e significative della storia del calcio italiano, quando l'intera squadra granata, lo staff tecnico, giornalisti e i membri dell'equipaggio persero la vita al rientro da un amichevole in Portogallo contro il Benfica. Un legame profondo unisce il Venezia Football Club a quella squadra leggendaria, di cui facevano parte anche gli ex lagunari Ezio Loic, Valentino Mazzola e Aldo Ballarin. Insieme a lui, tra le vittime della tragedia, anche suo fratello Dino, come Aldo, originario di Chioggia. Parliamo ancora di cronaca. Proseguono i lavori di asfaltatura delle strade cittadine e delle frazioni e alla chiusura dei cantieri e lavori completati corrisponde l'apertura di altri nuovi in altre zone di Chioggia. In questi giorni sono terminati i lavori su 2 laterali in via Canal di Valle, intervento inizialmente previsto per quest'estate ma anticipato per via di un problema tecnico della ditta impiegata. I lavori a Sant'Anna riprenderanno a partire dalla metà di luglio con via Pegorina. Proseguono intanto i lavori su Viale Adige con l'esecuzione del binder, uno strato sottostante di asfalto, e quindi con l'esecuzione del tappetino. Per quanto riguarda l'intervento di Viale Isonzo, Italgas Reti SPA ha terminato il lavoro di sostituzione della condotta. In questo modo non sarà necessario rompere la strada una volta asfaltato. In questi giorni quindi verrà realizzato il binder, lunedì 5 maggio il tappetino d'usura e poi la strada verrà riaperta. Intervento di disinfestazione dalle zecche a Sant'Anna. In seguito alle segnalazioni da parte di cittadini giunte all'ufficio ambiente del comune di Chioggia, l'amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari attraverso un intervento mirato per eliminare i pericolosi parassiti segnalati in alcune zone della frazione. In particolare l'intervento ha riguardato via Vecchia Romea, dal Civico 200 fino alla fine della strada e la zona del cimitero, compresa anche l'area del parcheggio. Siamo sempre attenti alle segnalazioni dei cittadini, ha sottolineato Serena De Perini, assessore all'ambiente del comune di Chioggia, e anche questa volta abbiamo risposto con un intervento mirato. Aggiungo che se qualcuno ravvede la necessità di segnalare esigenze specifiche simili a questa, lo può fare inviando una mail a ecologia@chioggia.org. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.